Settima e conclusiva dal Savio, una prova per femmine di 3 anni, non vincitrici di 7.500 euro in carriera, sono in 8 al via. All'1 Euforia di No, Davide Di Stefano, 2 Evelyn Bar, Santo Mollo, 3 Eva Light, Marco Stefani, 4 Stelle Matto, Carmine Piscuoglio, 5 Elena Selsa, Agnello Vitagliano, 6 Eva Kant, F Antonio Di Nardo, 7 Esther Panna, Emanuele Baccalini, 8 LT Mi, Enrico Bellei. Macchina che prende velocità, si ritrae Elena Sels e si parte con veloce Eva Light che prende la corda al suo esterno e Stelle Matto che si installa al comando nei confronti di Eva Kant F che cerca posto seconda avanti ad Eva Light. Esiste Eva Kant, Eva Light però mantiene la figura all'interno, mentre hanno sbagliato sia Evelyn Barra che Euforia di No. 14,5 per il lancio, con Eva Kant F che è costretta all'esterno di Estelle Matto, la quale ha preso la testa e ora conduce il ritmo. 29,5 per i primi 400 metri di corsa. Estelle che guida, Eva Light in seconda posizione. Di fuori allo scoperto c'è Eva Kant F che precede Esther Pan che è in quarta posizione avanti a Eltimi che cerca di muovere all'esterno ma viene anticipata e così rimane in terza corsia. Si completa il primo giro con Estelle Matto in vantaggio, aggira il gruppo Eltimi che arriva a lato della battistrada. C'è un 31,2 di seconda frazione, 1 minuto e 1 decimo per la metà gara di Estelle Matto che guida, Eltimi all'esterno, poi alla corda Eva Light con accanto Eva Kant F. Le prime due sembrano prendere un po' di vantaggio rispetto alle rivali. Il chilometro se ne va in 1,14,9 con Estelle Matto in vantaggio, Eltimi di fuori, alla corda Eva Light, Eva Kant F perde qualche battuta, cerca di riavvicinarsi invece Esther Panna a 400 metri dalla conclusione. Il duello tra Estelle Matto e Eltimi prosegue con Estelle alla corda, Eltimi di fuori, poi Eva Light sempre in terza posizione anche se richiesta per tenere il contatto con le prime due che sono in evidenza 200 dal palo. Estelle Matto in vantaggio, Eltimi che cerca un altro affondo, Estelle che allunga, Eltimi che prova a tornare con coraggio ma Estelle Matto sta allungando, Estelle Matto che viene a vincere nettissima nei confronti di Eltimi, mentre per il terzo posto Eva Light si salva dal finish di Evelyn Bar che arrivava da rottura. 33 a chiudere, passo costante, 1,14,8 ragguaglio cronometrico, Carmine Piscuoglio, Michele Raimo, i colori della scuderia dei signori Cecere e Rendola. La vittoria per la figlia di Gambling Me e per la CAF in percorso di testa. Si rende intangibile per tutte le rivali. Seconda corre molto bene Eltimi, al terzo posto finisce ancora Eva Light. La vittoria in chiusura per Estelle Matto, Carmine Piscuoglio, Michele Raimo al training per la figlia di Gambling Bee.